Bentornati Aquile a questa nuova puntata di Aquile Libere. Innanzitutto un ringraziamento sentito da parte del sottoscritto, dello staff di Aquile Libere, di Aquile dal Friul, che io qui rappresento in veste di segretario, per il grande seguito. Un ringraziamento a tutti voi a casa anche per la partecipazione con la quale ogni settimana rispondete alle nostre domande, ci inviate le vostre bandiere e tantissime altre cose. A proposito di questo, do subito quello che è il risultato della domanda posta la settimana scorsa. Vi abbiamo chiesto se siete favorevoli o contrari all'istituzione di un corpo di polizia regionale. Sta ora andando in sovraimpressione il risultato. Come potete notare c'è una buona fetta favorevole all'istituzione di questo corpo di polizia regionale. La domanda che poniamo invece questa sera, appunto, e a cui daremo i risultati la settimana prossima, è la seguente. Siete favorevoli o contrari all'utilizzo degli OGM nell'agricoltura in Friuli? Una domanda, diciamo, molto sensibile, un argomento che è stato anche affrontato nella nostra rubrica BIOS, rubrica curata dall'amico Graziano Ganzit, per cui rispondete numerosi come sempre con WhatsApp, SMS oppure posta elettronica. Buonasera e buona salute a tutti, ma buona salute anche perché dobbiamo cominciare a dire come si fa in maniera alternativa per non inquinare ed avere comunque i campi che funzionano. Forse il problema principale che ho dovuto affrontare ormai quasi 40 anni fa è stato quello del contenimento delle infestanti, gli arbattis come si dice per furlan. Ed è stata una cosa non da poco perché eravamo in piena epoca in cui si usava l'atrazina in maniera massiccia, anche perché questo diserbante che è stato praticamente brevettato dalla Bayer nel 1958 è stato introdotto in maniera massiccia anche nell'agricoltura friulana un paio di anni dopo. E il famoso Gesaprim, per chi ha la mia età se lo ricorda bene. Poi è venuto fuori anche il Gesaprim Super, no? Come l'Alfa 1003 e l'Alfa 1006, no? Questo diserbante praticamente dava l'idea che invece di stare lì con la zappa a diventare stupidi si vedeva il campo pulito perfetto. E devo dire che anch'io all'inizio da giovane ho visto questa meraviglia, diciamo, della chimica. Poi però ho cominciato anche a pensare che se questa meraviglia aveva un costo, quale poteva essere? In effetti il costo, diciamo, di questa meraviglia è l'inquinamento del terreno e la condizione stessa, diciamo, di rendere l'ambiente terreno praticamente invivibile ai lombrichi e a tutti gli esseri viventi. Questo cosa succede? Calando l'attività, diciamo, biologica del terreno, il terreno si indurisce. Indurendosi ha bisogno di infestanti, ovvero di erbe, diciamo di copertura vegetale molto più forte, con un apparato radicale molto più esteso e più potente per poter ripristinare le condizioni, diciamo, di patologia in cui è caduto il terreno. Ecco dov'è il problema. In pratica più diserbanti utilizziamo, più il terreno muore, più la natura crea infestanti che sono difficili da controllare. Ma in questo caso dobbiamo cambiare la mentalità, non chiamarla infestante o malerba, ma dobbiamo chiamarla pianta terapeutica. E come ogni malattia, la medicina è molto amara, più usiamo e andiamo in malattia, usando i diserbanti, più abbiamo bisogno di una medicina amara. E non ne usciamo. Per uscire è necessario lasciar perdere i diserbanti e trovare altre strade. Oggi abbiamo, diciamo, sotto gli occhi di tutti, se ne parla
di questo problema del glifosato. Il problema del glifosato è che è veramente arrivato, diciamo, ormai a un livello parossistico, perché abbiamo tenori di glifosato nelle acque molto alti, ma veramente molto alti, per cui ai metaboliti dell'atrazina, ormai vecchia di 35-40 anni, abbiamo questi qua nuovi che stanno arrivando e che per diversi anni avremo ancora, diciamo, anche fermando completamente il processo di diserbo. A questo punto è necessario proprio che ci siano la spinta anche di pensiero economico verso la sostenibilità delle grandi aree. Sta succedendo questo a Valdobbiadene, nella zona di Valdobbiadene, che è sotto pressione col Prosecco, comincia a pensare che è ora di chiudere, come anche l'Europa sta cominciando a ragionare di chiudere col glifosato. Chiudere non vuol dire distruggere l'agricoltura perché le infestanti ti mangiano tutto, semplicemente significa cambiare, e cambiare vuol dire arrivare a lavorazioni meccaniche che sono più che opportune, più che possibili. Le lavorazioni e le opzioni meccaniche le vedremo anche più avanti, quando le riprese ci permetteranno in pieno campo di poter mostrare questo fra un paio di mesi, e vi renderete conto che è l'uovo di Colombo. Ma queste situazioni sono nate in situazioni particolari dove lo stabilimento, i tecnici, le maestranze lavorano in funzione di un'agricoltura sostenibile. È un po' come dire avere una fabbrica come la Gaspardo qui, che lavora con una cintura di aziende sostenibili, biologiche, biodinamiche, attorno di 2-3 mila ettari, e dunque tutto l'aspetto, diciamo, delle idee, delle possibilità, della capacità tecnologica di basso impatto e di basso costo confluisce su quegli uffici tecnici. Bene, vi farò vedere alcune cose che nessuno le conosce qua perché non hanno interesse a svilupparle, ma che per me sono state l'ancora di salvezza. E sono attrezzature che veramente costano poco e hanno un'efficacia totale. E di questo ne parleremo più avanti. Per questo vi dico buona salute a tutti. Care Aquile, bentornate in studio. Qui accanto a me c'è Andrea Pasi, referente per Aquile del Friuli Occidentale. Ciao Andrea, ciao. Bentornato. C'è un motivo particolare per cui Andrea è qui con noi oggi. Facciamo un po' di riepilogo. Grandissime novità quest'anno, dopo la domanda settimanale, le bandiere del Friuli, la rubrica BIOS dell'amico Graziano Ganzit e la rubrica La chiacchierata di Paolo Bortolussi. Oltre al nuovo ufficio, scusami se ti interrompo. No, con il suo set, perché grandi investimenti, grande pubblico, grandi investimenti. Abbiamo una nuova rubrica curata da Andrea, questa volta, dal titolo Le proposte di Aquile. Vuoi spiegarci nel dettaglio di cosa si tratta? Allora, in sostanza, ogni settimana, insomma, darò una pillola su quello che è di fatto il programma di Aquile dal Friuli. In sostanza, ogni argomento verrà trattato, ovviamente in maniera sintetica, per dare appunto una risposta a quelle che sono le esigenze, insomma, del territorio della regione Friuli, insomma, sia dalla montagna che al mare, perché ci sono parecchi argomenti che il nostro programma ha trattato, e quindi secondo noi è giusto dargli luce, dargli pubblicità, insomma, a tutti. Il nostro programma creato inizialmente in occasione delle elezioni regionali in Friuli, è un programma Venezia che Giulia del 2018. Abbiamo stilato in occasione delle regionali, insomma, delle elezioni regionali, però è un programma sempre oggetto di rinnovamento e di adeguamento in base alle esigenze che ci sono per le esigenze della regione. Ecco. Certo.
Niente, quindi invitiamo i telespettatori a seguirci numerosi, anche soprattutto per questo, con questa nuova tua rubrica che ricordo al titolo Le proposte di Aquile e le pillole del programma di Aquile della Friul, certo, in risposta ai numerosi problemi che ancora, diciamo, affliggono il Friuli e a cui noi vogliamo, dal nostro certo, piccolo, insomma, porre un rimedio con le nostre soluzioni. Certo. Grazie e buon lavoro. Grazie, saluti a tutti. Le proposte di Aquile. Fonti energetiche rinnovabili. Favorire un forte sviluppo sul territorio dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per la salvaguardia ecologica sempre più compromessa, oltre a un conseguente minore impatto di costo, anche economico, sulle famiglie e sulle attività produttive. Mandi a tutti, benvenuti a una chiacchierata. Insieme con me voi avete Bruno Gardin. Mandi. Ecco, ho portato qui Bruno Gardin di San Vit perché lui è uno dei liutaios che l'ha imparato questo lavoro in Trentino, a Trento, nella scuola di Trento, e se l'è portato a casa con lei in Friuli. Doprante, tutto il Furlan. Assolutamente sì. Allora, tu sei stato scominciato intanto, la passione per la chitarra? No, la passione per la chitarra è nata tanti anni fa, come strumentista prima di tutto, per la chitarra classica, premetto, no? E via. Dopodiché mi è nata la voglia, l'interesse di tentare di capire come è fatta la chitarra classica. Quindi sono giunto alle prime fiere di Cremona, tentare di capire insomma come funzionava strutturalmente lo strumento, fino poi ad affiancarmi appunto a questi corsi di liuteria, dove ho imparato a fare la chitarra fisicamente e via. E sono tornato in Friuli, logicamente ho pensato, ma per se farla con il Len Trentino, se sono Furlan, i tenti di farla con Len Furlan. Quindi sono giunta alla zona di Malborghetto, eccetera, eccetera, là che ha lavorato per tanti anni, Giovanni Morassi, uno dei più grossi liutai che venga avuto al mondo, non soltanto qui in Friuli, e tentando di scoprire quindi che essenze lignee che lui usava e che usa la sua famiglia per fare soprattutto violini, violoncelli, eccetera, eccetera. Io ho tentato di applicare alla chitarra classica che i materiali, insomma, è lì in sud, ecco, via. Con che materiale fatto all'infuor, dall'acero, Disin che prima di tutto la chitarra è la tavola armonica, che parte che vede in parsore, no? Che a dire si fatta di un buon abete. Questo abete ha un taglio particolare, quindi si deve tagliare di quarti, li venatori sono perpendicolari all'asse della tavola. Per quanto riguarda invece tutto il resto dello strumento, si va dal noce al ciliegio, all'acero marezzato, non marezzato, via via, insomma. Quindi sono essenze in Friuli o in Italia comunque che si può lavorare per il resto. Che si può fare, sì. E tu hai cominciato a fare spettacoli di musiche classiche a Tor o qui in Friuli, perché tu hai fatto anche i tuoi corsi, i tuoi maestri. Sì, certo. Disegno che come chitarrista sono stato un autodidatta. Dopo, grazie a un maestro di Rivignan, insomma, mi sono un po' perfezionato, il maestro Rino Signin, eccetera. Grazie a lui poi si è suonato qualche banda, ma non sono un concertista a tutti gli effetti. Mi piace la chitarra e tenti di suonarla il meno peggio possibile e coscienza di costruirle per gli studenti e via, insomma, o per chi ha la passione e via. La tua costruzione, tu tenti di presentarli in sé maniere, chi stesse, con sé non distan la tecnica, ma bensì l'immagine, siccome come i frussa vogliono di un aldi differente, non come il classico di chitarra normale. Ma è molto, è tan difficile, insomma, fare una roba diversa. La chitarra è come il violino, è come tutti gli strumenti classici, ha di una sua conformazione. Può essere qualche piccola modifica, ma di lì non si può discostarsi, insomma, no? Quindi io tento di lavorare appunto con i nostri materiali per tentare di
trovare un timbro che sia identificabile con altri, ma è uno studio che comunque altri liutai hanno fatto in altre epoche, in altri posti, con i materiali autoctoni della loro zona, insomma. Sì, perché io sto dentro agli tos, che tu sei un dei posti che lascia il colore dall'en. Io preferisco usare una gomma lacca trasparente senza cambiare la tonalità del lens, preferisco. Mi piace di più. Visivamente, sì, è una cosa particolare, sì. È una cosa particolare. Fatto dove che lavori qui? No, io ho fatto altre robe, ma prevalentemente adesso fai il disegnatore per Stories di Frus dalla rivista La Flamme, che tu sai, insomma, e via. Disegno che però il fagliutaio è una roba che mi è sempre interessata e mi piace farlo diventare proprio il mestiere principale, insomma. Bene, domani sei tu intenzione di fare? Perché tu fai una certa età, tu sei piedi primpel, no? Tu hai fatto il sello, quando tu eri giovane, tu hai fatto teatro di strade. Assolutamente sì. No, tu hai fatto anche disegnatore. Sì. E tu hai fatto anche... Tigni boi tonificarsi i muscoli. Sì, ho avuto una palestra per quasi 40 anni di bodybuilding, sì, e via, però che in altri ormai è andata, dai, ben lasciata ai nostri allievi il proseguo di questa palestra, in altri si sono dedicati ormai a uso il maestatis in furlan, si sono dedicati a quel che ci sono di altro. Buon molto cordiale di chitarra stasera, voi tu non fai sentire? Oddio, proprio due arpeggios. Allora, come io ti saluti e spero di tornare io adesso un'altra volta. Speriamo, no? Mandi. Mandi allora.